Si può fare impresa in Calabria? Come no? Tanto. Ma bisogna avere però delle peculiarità caratteriali, non so, essere forti, Bisogna determinati. dare prima di tutto spazio ai giovani, in prima linea. Secondo, bisogna riportare di nuovo le vecchie cose che facevano i nostri genitori, fatta con criterio, con marketing, con volontà e con tanto lavoro. Senta, c'è una certa cultura imprenditoriale in Calabria che purtroppo poi si ferma, si blocca, arriva fino a un certo punto e non va oltre. Perché? Allora, numero uno, siamo rimasti tutti fermi nella Calabria, non abbiamo mai avuto aiuto della Regione Calabria, non abbiamo avuto aiuto di scuole, di marketing, non abbiamo avuto aiuto a rappresentare la nostra Calabria. E poi si blocca tutto perché abbiamo molti giovani che vogliono iniziare, però arrivano a un muro, trovano un muro nero e si fermano, non possono andare avanti. La Calabria è una terra che dà molte opportunità, soprattutto nel campo agricolo e agroalimentare, perché abbiamo tante ricchezze e soprattutto le coltivazioni qua crescono in modo naturale e crescono senza l'uso di prodotti chimici, perché è un ambiente molto ventilato, molto asciutto, che dà la possibilità di coltivare sia vigneti, uliveti o altre colture, diciamo in modo semplice, perché io l'ho sempre definita come la zona, la culla della vita, cioè dove tutto cresce anche in modo spontaneo, senza l'artificio dell'uomo, siano agrumeti, che sia vigneto, che sia uliveto e tantissime altre culture. Mentre noi dall'inizio abbiamo girato il mondo e abbiamo trovato le porte aperte per la Calabria. Bisogna girare, andare, visitare, offrire e offrire buoni prodotti. Senta, ma c'è però un problema legato a, come dire, alle condizioni ambientali di questa terra, no? Sì, in prima linea lei deve produrre quello che la nostra terra ci offre e poi la deve sapere presentare. Questa è la cosa più importante della Calabria. Hai mai pensato di andare via da qui? Ma no, in realtà la nostra famiglia è una famiglia storica che affonda radici in questa terra da secoli. Noi stiamo solo cercando da giovani di valorizzare tutto ciò che ci è stato lasciato nel miglior modo e soprattutto di creare qualcosa e prodotti che possono dare un gusto internazionale, che però rispecchiano e valorizzano sempre il territorio. Si fa fatica a fare questo percorso, no? No, io personalmente con i miei figli non abbiamo trovato grande fatica, anche perché la mia esperienza estera era una trentennale. Lei dove ha vissuto? Io ho vissuto a Stoccarda. Per quanto tempo? 30 anni. 30 anni a Stoccarda? E poi ha detto torno in Calabria? Sì, io ritornavo ogni 15 giorni, ero qui in Calabria con l'aereo, allora c'erano quei vecchi aerei che tremavano nell'aria, però ogni 15 giorni ero in Calabria. In Germania vendevo vino, negli anni 56 già importavo io vino. Quindi da quegli anni ha cominciato? Sì. Poi, a vendere vino. Poi ha recuperato una tradizione di famiglia? Beh, chiaro, perché sono andato già nella Germania con una lingua che è molto importante. Ah, lei parla il tedesco? Perfetto. Sono andato con mentalità tedesche, con la pulizia, con la regolarità dei tedeschi e siamo entrati molto bene sul mercato europeo, anche perché la Germania è circondata dalle più importanti nazioni.
Tu imprenditore, quando vai in contesti internazionali e dici io sono un imprenditore calabrese, l'impatto qual è? Il primo impatto, mi devi raccontare il primo impatto. Il primo impatto, allora, ci sono molti, ci è capitato molte volte che neanche la conoscono la Calabria. Ci troviamo, una volta mi è capitato che a una fiera c'era Ciro Marina KR, mi è capitato, venuto uno mi ha detto ma è Croazia? Ho detto no, siamo in Calabria, si pensava che KR era Croazia del tutto. No, che vuoi? La Calabria, prima di stabilire un contatto. Ecco, la Calabria è stata sempre vista come una terra un po' marginale, una terra di mafia, diciamo. Ecco, una terra che però che la gente sta rivedendo, perché ci stiamo presentando adesso sul mercato, non solo noi ma tantissime altre aziende in diversi campi, non soltanto del vino ma nel campo dell'agroalimentare in generale, con prodotti veramente eccellenti, prodotti che soprattutto il rapporto qualità-prezzo non ha concorrenti. Cioè noi dovete pensare che la capitale al mondo dove noi vendiamo più vino è Parigi. Sembra strano, ma anche io il giorno che ho iniziato a fare la prima bottiglia non pensavo di vendere una bottiglia in Francia e per lo più a Parigi. Eppure i parigini o ai francesi piace il nostro prodotto perché sono dei prodotti con una qualità eccellente, con un prezzo giustissimo. E allora riusciamo a penetrare in questi mercati. Ora devo dire una cosa, che all'estero sta cominciando a entrare nel concetto una nuova filosofia del pensiero di questi importatori esteri, che non vanno più in cerca del prodotto piemontese, toscano, ma vanno in cerca del Made in Italy. La Calabria è racchiusa in Italia e allora vedono Made in Italy, per loro è importante. Poi la nostra forza è, come dicevo prima, che la nostra qualità e il nostro prezzo sono imbattibili come regioni del sud. Ma che cosa hanno in termini di capacità imprenditoriali i tedeschi che noi non abbiamo? La puntualità, la precisione, che noi dolorosamente non abbiamo. Ma perché non l'abbiamo? Se l'hai chiesto. E perché noi siamo molti più, come lo devo dire, siamo molti più un popolo allegro, siamo noi un popolo a domani, lavoriamo oggi senza sapere cosa facciamo. Invece il tedesco quando fa una cosa la fa con molto criterio, con molto senso e le aziende vanno avanti. Pure noi qui abbiamo iniziato con molta precisione, con molto senso, con molto lavoro, con molto marketing. Abbiamo iniziato già nel 2007 con un grande marketing in tutto il mondo che purtroppo la nostra Calabria non faceva. Quindi si è rivolto a professionisti? No, che abitano dall'altra perché parte. Sono rientrato io in Calabria. Quindi ha fatto tutto con una esperienza accumulata, sulle spalle e su... l'ho messa qui nella nostra azienda. Senti, è stato difficile questo percorso? Per me no. Che rapporto ha con la politica, te lo posso chiedere? Zero, non sono un politicante. Però da lei i politici vengono quando... hanno bisogno, arrivano, come no? Ma lei mantiene sempre un profilo imprenditoriale. Un buonissimo rapporto con tutti, imprenditoriale, ma non siamo dei politicanti. Se questo è l'impatto che tu registri, ciò mi fa pensare che anche una certa politica dovrebbe in qualche modo favorire, spingere, incoraggiare questo tipo di approccio. Ma sicuramente. C'è, la riscontri, la vedi? Allora, il problema è che, io lo dico molte volte, il problema è semplicissimo, è quello che quando io mi ritrovo ad andare da un importatore all'estero e gli dico guarda, vuoi un bancale del nostro vino, un bancale di vino di Ciro? Lui mi dice guarda, io lo comprerei, il vino è buono, la qualità è eccezionale, però io a chi lo vado a vendere? Cioè perché non ci sono i consumatori finali che mi richiedono vino calabrese.
Allora la politica quale deve essere? È quella di andare a toccare direttamente il consumatore finale e dare la possibilità a questi paesi stranieri di assaggiare e di far degustare i nostri vini direttamente al consumatore finale, così, così inizia a crearsi della domanda. Ecco, questo è molto importante. Questo lavoro lo stiamo facendo noi adesso, noi andiamo alle fiere, noi andiamo alle degustazioni all'estero, facciamo assaggiare questi vini a tedeschi, inglesi, austriaci, tutta Europa e tutto il mondo, e poi loro si innamorano di questo vino calabrese e noi mano a mano iniziamo poi a farlo conoscere, e gli importatori cominciano a chiedere: guarda, voglio un bancale del tuo vino. Ecco, il lavoro è questo purtroppo da fare. Senti, ma la tua generazione, imprenditori della tua generazione, noti che hanno, come dire, impresso un passo diverso in questa regione o ancora? No, guarda, sicuramente sta cambiando tantissimo. Si sta innovando tantissimo, sia nella coltivazione proprio, parliamo dei vigneti o dell'agroalimentare in genere, o anche proprio nella commercializzazione. I giovani che stanno entrando sul mercato stanno portando molta innovazione, stanno portando marketing, stanno portando conoscenza grazie a questi social, fanno vedere le meraviglie che ci sono in Calabria. Guarda, tanto noi lo notiamo anno per anno, sta cambiando, e anche grazie a questo che noi anno per anno stiamo aumentando anche il nostro fatturato, cresce diciamo giorno per giorno, perché anche un piccolo tassello per volta sta portando a far crescere tutto il nostro business. Senta, ma ci sono delle difficoltà ambientali? Tanti. E come si superano? Con il lavoro. La mattina alle 5 ci alziamo, lavoriamo, andiamo in giro per il mondo di persona e con marketing. Abbiamo degli ottimi rappresentanti in giro per il mondo, delle ottime referenze, la qualità ci porta da una porta all'altra. Ma se lei dovesse consigliare ad un giovane in Calabria di fare l'imprenditore, Lo consiglierei. e di che cosa dovrebbe armarsi? Di pazienza? Di che cosa? Prima di tutto la pazienza, poi la puntualità, la qualità, che è molto importante, che non possiamo fare un qualcosa con un'etichetta e portarla sul mercato. Bisogna mettere in questo prodotto della serietà e della qualità. Senta, la Regione nelle sue politiche, come dire, di marketing vi aiuta, vi stimola, vi incoraggia? Sì, però fare una pratica con la Regione Calabria, fino a quando lei arriva sul mercato il prodotto è finito. Addirittura. Perché le pratiche, ma non solo con la Regione Calabria, ma con tutti, sono molto lunghe. Quindi la burocrazia blocca tutto. Blocca tutto, praticamente ci dobbiamo noi inventare le cose più veloci. Che significa avere il peso, no, di un'azienda che è un'azienda storica, che affonda le sue radici nel lontano 1887, bella responsabilità. Sì, l'avverti, la senti sì, addosso. come no, cioè la nostra è un'azienda storica, anche se giovanissima, nell'imbottigliamento del vino, nell'etichettatura, diciamo, nella commercializzazione del vino imbottigliato. È un'azienda agricola, se non diciamo una delle più storiche del territorio. È importante soprattutto mantenere le tradizioni della nostra azienda agricola, mantenere cioè tutta l'estensione unita, perché è importantissimo oggi tenere queste aziende agricole molto grandi, tipo le nostre, che hanno centinaia di ettari di terreno, continuarle a mantenere unite e non frazionarle nel tempo con divisioni o con divisioni familiari in se stesso. Questa è una cosa molto importante, che oggi, se un'azienda è, diciamo, medio-piccolo o piccolina, ha difficoltà
nella gestione e soprattutto nella burocrazia che oggi a noi ci avvolge, che è qualcosa di molto, molto pesante da seguire. Allora se un'azienda è grande i costi della burocrazia si vanno ma un'azienda piccolina oggi ha serie difficoltà ad andare avanti perché è molto difficile gestirla. Senti, che rapporto hai con le istituzioni? Ma noi dobbiamo dire che non siamo un'azienda che andiamo alla ricerca di molti fondi o di contributi europei, cioè noi cerchiamo di cavarcela con le nostre forze, perché delle volte questi contributi arrivano sempre nel momento sbagliato, cioè fai un progetto oggi e ti viene approvato dopo 4 anni, nel frattempo noi cosa facciamo? Nel frattempo noi l'abbiamo già realizzato e siamo andati avanti. Cioè, e questo secondo te è uno dei mali? Sì, cioè perché oggi io penso che a me serve un macchinario, per esempio, per filtrare il vino, cioè per dirmi sì le istituzioni ci vogliono 3, 4, 5 anni, nel frattempo quel macchinario è pure superato e nel frattempo io l'ho riacquistato e ne ho fatto un altro. Quindi cioè, se non hai una disponibilità economica bravo, diventa difficile fare imprese. Giusto, cioè non ti aiuta nessuno. No, non ti, cioè è molto, cioè ripeto, è la macchina della burocrazia che ci rallenta e passa molto tempo dall'idea alla realizzazione, e quando la realizzazione può essere realizzata non ha più lo stesso beneficio, più lo stesso scopo. Allora noi cerchiamo di essere all'avanguardia nell'immediato, come noi pensiamo che c'è bisogno di qualcosa, con le nostre forze cerchiamo di realizzarlo e metterlo immediatamente a disposizione dell'azienda e a creare subito ricchezza e a produrre. Posso chiedere se un imprenditore come lei è mai sceso a compromessi? Non sono mai sceso a compromesso con nessuno. Senta, qui... Io e uno dei figli siamo partiti la mattina, ci siamo fatti 10-15 mila chilometri in macchina, lasciando campioni e biglietti di visita in giro per il mondo, e dopo 15-20 giorni, dopo un mese, siamo rientrati di nuovo a casa, rischiando la vita, lavorando, e siamo entrati in tutti gli angoli del mondo. Quindi si fa così? Ci vuole volontà? Tanta volontà. Determinazione? Sì, tanta volontà, determinazione e, ancora ripeto una volta, la qualità. E la disponibilità economica, perché... Anche, ma anche l'uno e l'altro. Però lavorando con l'estero i soldi arrivano quasi tutti anticipati. Quindi, voglio dire, è vero, questa è una regione che ha 1000 problemi, 1000 difficoltà, non ultima... È lenta, molto lenta. Non ultimo anche il condizionamento che c'è dalla criminalità organizzata, però si può fare. Sì, si può fare. Però la nostra regione si sarebbe un po' più veloce ad aiutarci, a dare dei contributi, a metterci sul mercato da oggi a domani, farci camminare con velocità, perché lei non può produrre oggi un prodotto per poi venderlo fra 2 anni. Lei lo deve produrre e lo deve vendere. Invece la regione ha i suoi tempi per l'istruzione delle pratiche. Posso chiedere che cos'è per lei l'azienda? Per me è la mia vita. Io alle 5 della mattina sono in azienda, alle 8 di sera sono in azienda. Posso chiedere quanti anni ha? 81. E vive questa esperienza come il primo giorno? Sì. Sì. È un'emozione ogni qualvolta tira fuori Ogni il giorno prodotto? per me è un'emozione. Ogni giorno vado dai miei figli a dire: guarda, abbiamo fatto una nuova vendita, una nuova rivendita, abbiamo trovato un nuovo cliente in America, abbiamo trovato un nuovo cliente in Francia o in una parte del mondo. Arrivano e io glielo dico con gioia, con piacere, e loro lo apprendono anche con piacere e gioia. Che cos'è per te questo luogo? Ma è un luogo che innanzitutto io ci vivo dalla mattina alle 5 fino alla sera alle 8, alle 9, o adesso nel periodo della vendemmia anche fino a mezzanotte o fino alla mattina stessa. Cioè è qualcosa che c'hai dentro, che ne sei innamorato e
e vivi in realtà di questa, e soprattutto perché hai delle soddisfazioni giornaliere che ti vengono date dal riconoscimento di premi, di messaggi di persone che hanno degustato questo vino nel mondo e che sono contenti di questa qualità e di queste eccellenze. Rifaresti tutto? Ma senza dubbio sì, sicuramente, e dico, anche se con grande difficoltà, grazie alla Calabria, che oggi noi abbiamo fatto tanto, perché forse è una terra dove ancora c'è molto poco, c'è poco vino, c'è poco olio, c'è poco di tutto, e allora c'è ancora spazio per tutti. Sono altre regioni in Italia invece che sono sature di queste produzioni, che è molto difficile riuscire a prendere il mercato. I costi maggiori sono quelli del trasporto? Ma sicuramente noi abbiamo, a differenza di aziende del nord, essendo che il nostro vino la maggior parte viene distribuito, chiamiamolo, nei canali europei, e abbiamo dei costi di trasporto per raggiungere le piattaforme del nord Italia che incidono circa sulle 15-20 centesimi a bottiglia, che è un costo che assorbiamo noi e che ha un certo costo importante proprio sul bilancio aziendale. Che sapore ha il profumo di questa terra? Grande, bello, pieno di amore. Noi abbiamo terra, sole, amore, qualità, noi abbiamo tutto in Calabria. Perché non decolliamo? E noi decolliamo, e penso io che i nostri colleghi di Cirò dovrebbero anche decollare, perché c'è grande spazio nel mondo e c'è spazio per tutti. Ma c'è un rapporto tra di voi, c'è la collaborazione? Io ho un grande rapporto con tutti i miei colleghi. Noi abbiamo fatto la scelta della nostra azienda, una scelta di qualità, una scelta di clienti, dove non andiamo a incrociarci con le scelte che hanno fatto i nostri colleghi. Posso chiedere quando è stata la prima volta che lei si è emozionato? La prima volta è stata la mia prima vendita fatta di questa cantina in Francia. La mia prima vendita con i miei figli assieme l'abbiamo fatta a Parigi. E quella è stata la mia... come le devo dire, mi è rimasta nel cuore, ci penso sempre di aver fatto la prima vendita nel cuore del vino a Parigi. Quella è stata la mia grande... E la delusione? La delusione? La delusione è un po' la Calabria. Purtroppo in Calabria abbiamo molte pecore zoppe. Che lavori dalla mattina alla sera, quando ti senti dire che la Calabria è terra di mafia, che rispondi? Ma sicuramente in Calabria c'è questo fenomeno che va cercato di tenere più emarginato possibile. Ma condiziona secondo te le imprese? Condiziona le imprese? Condiziona le imprese non ci devono stare a contatto. Il discorso è questo: cercare di tenere sempre più lontani, non farsi avvicinare mai, e cercare di tenerla in modo più forte possibile, per non farsi, proprio per non farsi condizionare, e si riesce ad andare avanti senza problemi. Bisogna stare vicino alla legge, bisogna, quando si ha problemi, chiamare la legge e non altri. Cosa si augura per il futuro? Che questa terra abbia più volontà di vivere, che abbia più professionalità e più buonsenso sul lavoro.